reso conto di questa partita, un tuo bilancio, nel primo tempo avete creato forse di più rispetto alla ripresa, nella ripresa avete subito un pochino l'iniziativa loro, un pareggio che forse ai punti ci può stare. Assolutamente sì, perché onestamente ci hanno un po' spiazzato il Poggio Fidoni, perché realmente ha una classifica che io a questo punto direi bugiarda, perché erano ultimi in classifica. Noi ci aspettavamo forse una squadra non così organizzata e non così fisicamente preparata, perché devo dire che abbiamo forse sofferto molto l'aspetto fisico, loro che erano su tutti i palloni, raddoppiavano, diciamo, contrastavano molto bene, quindi abbiamo un po' sofferto a livello fisico. Poi oggi avevamo qualche assenza, certo non è un alibi, però comunque sono assenze pesanti. Voglio chiedere, sono passate 5 partite per voi, in realtà 4, 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Come sta andando e quali sono secondo te le cose su cui avete lavorato e che si stanno effettivamente vedendo perché sta facendo una categoria per la prima volta superiore? Assolutamente sì, io credo che il bilancio per adesso è abbastanza positivo, secondo me abbiamo fatto fino adesso probabilmente il massimo dei punti, perché forse oggi potevamo provare a vincere, ma magari a Stimigliano non avremmo vinto all'ultimo minuto, quindi diciamo che poi alla fine i punti si compensano un po'. Con l'Italpol ci aspettavamo comunque una partita difficilissima e di conseguenza anche una sconfitta, quindi io credo che abbiamo approcciato benissimo questa nuova categoria, possiamo comunque infastidire tutte le squadre dalla prima all'ultima.